a chiesielle l'esorcista. Si vede lontana in coppia grare una chiesiella vecchia e scarrupata, a dove c'è una cosa bella e rara, come dice la gente che c'è stata. Si trovavano quattro la Maronna con una luce speciale rinda all'occhio, che si averiva, a rete una colonna, non potevano un gioiello di nocchia. C'è stava una croce in coppa all'altare, con un Cristo che capo abbandonata, ma con uno sguardo che pareva il mare, che scuteva l'anima con una guardata. Sta chiesiella è stata una parrocchia a dove si priava con devozione. Ma solo qualcuno sa di nocchia, a ricordare hanno fatto l'eccezione. Si racconta che rinda sta chiesa si facevano funzione e cerimonia, e un prevete con una mano stesa guariva i posseduti loro moglie. Si dice addirittura in un guaglione che era ossessa, però cercava aiuto, e portata a chiesa in processione a vistoriava la cassa asciutta. Un prevete che faceva l'esorcista stava inchiuvato in coppa all'altare, aspettando i posseduti in bella vista, pronto a fare una guerra tosta e amara. S'appresentava il guaglione furioso, gli astemmanni santa fuori riente, che teneva oriavola in corpo inchiuso e sputava in faccia a tutta la gente. Un prevete, con acqua santa, un funnetto, vocando Dio a darle un sostegno. E chill s'arreparai e se turcetta perché l'acqua santa lassava segna. Preghiera, invocazione e acqua santa procuravano il dormiento guaglione. Ma o prevete, indifferente o chianta, continuava l'esorcismo senza esitazione. La vocro guaglione asceva una voce cupa e tanta scumma scura. Gli stemma e ingiurie per chi steva e infruata, o prevete, a fa paura. Ma l'esorcista continuava orite, decisa e annanda fino in fondo, e comandava, uriava la corite, rascire il corpo e farla munna. Aspergeva acqua santa senza sosta e invocava tutti i santi o Signore, affrontando una guerra ovvero tosta, e annanda così per ore e ore. Un guaglione strabuzzava l'occhio, a dove arrivava l'acqua s'abbruciava, si chiava in coppie di nocchie e da bocca asceva scumma e bava. Ma più soffreva, più gli astemmava. La gola asceva una voce cavernosa, tanto potente che la chiesa tremava e maldiceva le persone e cose. Ma chi lo prevede non si scoraggiava e più il guaglione si faceva furioso, più acqua santa in cuore la buttava per far stare sto guaglione sempre infuso. A Lucca, torcimiento e bava a bocca, gli stemma in faccia o prevede esorcista che con un crocifisso in fronte lo tocca e finalmente uriavola esce a vista. La vocro guaglione o fuoco che uriavola rinda una nuvola nera esce, volando e s'allontana all'oca, facendo l'aria attorno più leggera. Mo sta chiesiella è stata sconsacrata. Si ferma pure gente sotto i grare, ma passa e fa stiente una guardata. Però c'è sta chi prega in coppa all'altare. Nu vecchio, mattina e sera là si trova, e se va all'altare e tutto quello che tocca, a dove prevede la rata una vita nuova, facendo scivolare la pavocca.